avevano messo a segno decine di furti in mezzo Veneto, arrivando anche a commettere una rapina quando un commerciante li aveva scoperti con le mani nel sacco. Poi sono stati arrestati dai carabinieri di Bassano del Grappa e ora sono già a casa. Per Douglas Gabrieli e Paolo Massaroni il tribunale, pur convalidando l'arresto eseguito dai militari del comandante Filippo Alessandro, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il primo tornerà quindi a casa a Cittadella, dove era già sottoposto a sorveglianza speciale per precedenti condanne, mentre Massaroni tornerà a Rosà. I due italiani di origini sinti sono ritenuti responsabili di una lunga serie di razzie portate a segno negli ultimi mesi nelle province di Vicenza, Treviso, Padova e Venezia, dove si spostavano rapidamente con la motocicletta Honda di un parente di uno dei due. Utilizzavano alcune targhe fasulle per far perdere le proprie tracce e avevano molti caschi da moto che rendevano difficoltosa la loro identificazione. Ma la brillante operazione coordinata dalla PM vicentina Alessandra Bloch ha permesso, grazie ai filmati di molti impianti di sorveglianza e grazie a tante testimonianze, di risalire all'identità dei due ladri seriali, che tra l'altro erano già parecchio noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio commessi negli ultimi anni. Gabriele e Massaroni mettevano a segno, secondo la ricostruzione degli inquirenti, anche 3 o 4 furti di fila e agivano preferibilmente attorno all'ora di pranzo. Trovavano negozi incustoditi con le casse ancora piene del giro d'affari mattutino e case vuote che saccheggiavano prelevando esclusivamente contante in pochi istanti.